Le morti lungo il tratto autostradale maledetto sulla A4 tra San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro in direzione Trieste non hanno fine. Dopo il camionista che ha perso la vita ieri alle 18:30, questa mattina nello stesso punto alle 6 l'ennesimo incidente, a meno di 24 ore dal precedente. A causa di un malore il conducente del mezzo dell'Est Europa ha perso il controllo schiantandosi contro le barriere laterali sul lato destro della carreggiata, distruggendo quasi 300 metri di guardrail. Quando sono giunti i soccorsi il mezzo aveva ancora il motore acceso, ma per il 59enne non c'era più nulla da fare. Sul posto la polizia stradale per i rilievi, il 118, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete per far defluire il traffico proveniente da Venezia, con code fino a 10 km. Una situazione che sta diventando insostenibile, per cui il sindaco ora ha intenzione di non andare più per il sottile. L'abbiamo fatto sentire al mondo che la conferenza dei sindaci è almeno arrabbiata se non di più. Noi siamo inermi, non riusciamo più a farci ascoltare, a farci sentire, nonostante abbiamo chiesto anche l'intervento di Draghi, abbiamo chiesto un incontro a Roma, non ci ascoltano e non vogliono sentire le nostre lamentele e le nostre giuste considerazioni. Lo faremo ancora di più probabilmente e sicuramente abbiamo sbagliato noi metodi, modi e tempi. Adesso cercheremo di incontrarci di nuovo, ma le assicuro che sarà un ordine del giorno fuori sacco, porteremo il problema di nuovo davanti ai 22 comuni e cercheremo di trovare ancora un'altra soluzione. Perché il numero delle vittime aumenta costantemente. Sono morti da lavoro e quindi è una sconfitta non solo per le istituzioni ma per la società intera. Davanti a questo possiamo solo alzare la voce e lo faremo in tutte le maniere perché siamo stanchi di sentire ogni giorno che c'è un morto se non di più. Anche il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, è intervenuto sulla questione. Siamo di fronte al solito bollettino di guerra ed è evidente che la situazione è insostenibile, ha detto. Ma nonostante da mesi segnaliamo il problema al governo chiedendo risorse e interventi immediati, a Roma si continua a discutere, qui invece si continua a morire. Non si può più perdere altro tempo.